Volevo chiedere una cosa, allora io in proprietà, come proprietario di immobili, ho avuto un problema un pochettino con un mio ex inquilino, no? E volevo chiedere, nella parte pratica come funziona se io dovessi chiedere elementi danni, perché ovviamente tramite avvocato mi costerebbe ovviamente una cifra esorbitante, poi magari non sempre si riesce a raggiungere l'obiettivo finale, cioè quello di essere risarcito. Con voi come funziona? Se mi può spiegare eventualmente qualche costo nella pratica? Sì, ecco, come dicevo, è una procedura del tutto informale che comincia con una lettera, lei fa una richiesta alla controparte di un'apertura di dialogo sostanzialmente, indicando ci sono dei moduli predisposti in una qualunque associazione che sia accreditata al Ministero, perché altrimenti non avrebbe i benefici della legge sulla mediazione, perché non può essere erogata da chiunque. Normalmente un mediatore è una persona formata a spegnere i conflitti, cioè che ha studiato su come sorgono i conflitti, come vanno trattati, come vanno risolti. Non tutti i conflitti sono uguali, quindi attraverso questa procedura, che diciamo così è accreditata dal Ministero, lei riempie un modulo, molto semplicemente, che verrà depositato presso una qualunque ente, associazione che sia accreditata al Ministero per la mediazione, e oramai in Italia ce ne sono davvero dovunque, e l'ente si occuperà di trasmettere questa richiesta alla controparte con una banalissima raccomandata. La controparte, se accetterà di dialogare, verrà a questo incontro che sarà fissato dallo stesso ente, che contestualmente nominerà anche il mediatore. Quindi la sua controparte riceverà una lettera, chiamiamola così, di invito a venire a discutere con lei di questa problematica senza impegno alcuno da sua parte. Lei dovrà versare una somma che attualmente è fissata sui 40 euro più IVA, però io le chiedo, se lei andasse da un qualunque avvocato a chiedere un consiglio, pagherebbe 40 euro solo per il consiglio? No. Mentre pagando questa somma lei ha intanto un'associazione, un ente che si occupa del suo problema e se ne occupa nella maniera più indolore possibile, cioè cercando di raggiungere una soluzione la più vantaggiosa per entrambe le parti, la più economica per entrambe le parti. Ovviamente se lei è il fortunato possessore della reggia di Filippo VIII, capirà che la sua causa vale moltissimo, per cui non basteranno le 40 euro, perché i soldi sono parametrati al valore della causa. Però diciamo che normalmente se la controparte non viene all'appuntamento, e con ciò si raggiunge subito la certezza, diciamo così, del fallimento del tentativo di conciliare, se controparte non viene, lei pagherà semplicemente queste 40 euro, punto, e basta, non avrà nessun impegno, nessuno. Se invece controparte decidesse di venire ad accettare semplicemente un dialogo, ripeto, nessuno di voi si impegna a nulla, fin tanto che non arriva un eventuale accordo conclusivo, che avrà la forma di un banalissimo contratto. Io ho sottoscritto, Giuseppe, mi impegno a dare a Flavio, per esempio, il diritto di passare dal mio cortile. E Flavio contestualmente si impegna, per esempio, a farmi asciugare le lenzuola sul suo terrazzo. È un accordo banalissimo che potrebbe richiedervi anni di causa, che in realtà ve lo gestite voi nella massima tranquillità, lo pagate 40 euro più 40 sono 80 euro, avete evitato l'avvocato, avete evitato
cause per arrivare ad affermare un diritto che poi, voglio dire, sa come si dice dalle mie parti, due sono i potenti, il re e chi non ha niente. Perché sa, al tempo dei Romani il creditore, il debitore che non pagava i propri debiti diveniva schiavo del suo creditore. Oggi per fortuna non è più così, però per sfortuna, sai che le dico dopo 25 anni di professione, quando viene da me qualcuno a dire mutando, io ho la cambiale, io ho la causa, io voglio fare causa, dico controparte, che posizione economica ha? Se c'ha un lavoro, dice no, per la verità lavoricchio è quella, c'ha qualche immobile, dice no, per la verità, e allora tu che vuoi fare? Puoi inguaiare, cioè non solo non hai avuto quello che ti aspettava, ma puoi buttare il tesoro dalla finestra per avere una causa che ti dia ragione, ma poi i tuoi soldi non li prendi, perché se un soggetto in Italia non ha nulla, non va mica in galera, non ha nulla e basta, quindi se lei insiste nel perseguirlo, è lei che avrà altre spese di avvocati, di consulenti e quant'altro, non potrà mai mancare nelle bellissime sentenze che le daranno ragione. Le può mettere in un quadro del genere, però non si trasformeranno in attività lucrativa. Mentre raggiungere un accordo semplice tra due persone che, aiutate dal mediatore, prendono atto dei propri limiti o diciamo dei limiti delle proprie aspettative, che è più esatto, perché sa, una persona può ritenere di avere ragione e di avere diritto a chissà che cosa, però poi è il tecnico, è l'esperto che gli spiega guarda sì, hai ragione, ma. Ecco, sono quei ma che spesso portano molto più danno di quello che sembra. Quindi presso un istituto di mediazione invece si possono trovare risposte concrete a domande concrete. Non si fa né filosofia, non si fanno lunghi percorsi, perché ripeto, nel giro di un paio di mesi sappiamo già come andrà a finire. Se troviamo due persone di buona volontà, sebbene agitate, arrabbiate, quanto vogliamo, tese ad affermare i propri diritti, però disponibili a guardare l'altro come una persona altrettanto dignitosa, altrettanto meritevole di rispetto, a noi questo serve soltanto, che ci sia la volontà di riconoscere nell'altro una persona, un individuo. Partendo da questa base noi possiamo arrivare davvero a una soluzione che è più pratica, ripeto, più economica e sicuramente più stabile nel tempo, perché nella misura in cui due persone risolvono il loro problema in questo modo, capiranno che tanti altri problemi possono essere risolti in questo modo. E allora ecco che la mediazione si affaccia nei rapporti tra genitori e figli, oggi sempre molto più complicata, ripeto, perché è un mondo complesso, i ragazzi sono sottoposti a stimoli maggiori e diversi rispetto a quelli che abbiamo ricevuto noi, e quindi è sempre stato così, i genitori con i figli non riescono più tanto a dialogare e si cerca di imporre la volontà, che è la stessa cosa che vuol fare il litigante, che vuole imporre l'effetto di una sentenza a controparte, ma sulla imposizione, ripeto, ci sono limiti enormi. Intanto una sentenza arriva dopo anni, anche se arriva non è detto che soddisfi le nostre aspettative, ed è quindi un rischio assoluto. Invece costruire la propria pratica transattiva con l'aiuto di una persona che non ti chiede niente. Il mediatore non può prendere soldi, il mediatore non può assolutamente, tra l'altro un'altra cosa importante, la riservatezza. Nel momento in cui una pratica viene trattata in mediazione, fuori non si sa nemmeno che queste due persone stanno trattando, cosa che invece nei tribunali è davvero difficile. Basta andare in un'aula civile e si vede un attimo che il nostro problema, magari anche il più riservato, diventa immediatamente cosa pubblica, perché le aule sono fatte così, mentre l'istituto di mediazione, che lei stia qua dentro, non lo sa nessuno fuori, lo sa lei e le persone che lei vuole mettere a corrente di questo, ma l'istituto ha un dovere per legge e lei è tutelato, perché
l'istituto si deve coprire dall'assicurazione, perché se fuori si sapesse una sua questione riservata, lei avrebbe diritto di agire contro l'istituto. Questa è una cosa fantastica se ci pensa un attimo, perché si può arrivare a ragionare di ogni problema, anche il più intimo, il più riservato, eccetera, senza che nessuno lo deve sapere, a prescindere da come vada a finire. E se poi si trova una soluzione, si trova; se non si trova, non si trova, l'istituto comunque. Il mediatore non può neanche testimoniare un domani, a dire è vero, mediatore, che lui ha detto, per legge io non posso. Così come io non posso assolutamente dire alla sua controparte ciò che lei ha detto a me. Ho il divieto più assoluto. Se non fosse così non sarebbe efficace, perché nella misura in cui io parlo da solo con una delle parti, la prima cosa che dico è: guarda, per favore, tutto quello che mi dici, quello dici o muore. Quindi ti devi sentire libero di dire tutto quello che vuoi, perché io devo capire cosa hai che ti fa star male, cosa hai nella pancia, cosa vorresti realizzare, quali sono i limiti della trattativa. In una possibile ipotesi di accordo, fino a dove ti spingeresti? E tutto questo io non lo posso rivelare all'altra parte, pena la mia responsabilità personale e quella dell'istituto. E questo che tranquillizza al massimo le persone. E questa garanzia, sa, non ce l'ha nel tribunale, non ce la può avere, perché la sua pratica è in una cancelleria. Sa quante persone accedono in una cancelleria? A parte il cancelliere, tutti quelli che ci lavorano là dentro. Quanto è facile ottenere delle notizie riservate, magari anche pagando di nascosto. Tutto questo in mediazione non può succedere, perché ci va la responsabilità dello Stato.